vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Buonasera e benvenuti amici di Fanner, ci troviamo al Circolo Sportivo Longarina e sta per avere luogo l'incontro valevole per la 13ª giornata di Serie 2 di Lega Calcio 8 fra Gem Calcio 8 e Selezione Romana, rispettivamente seconda e prima della categoria. C'è un errore clamoroso del portiere della Selezione Romana che si spedisce la palla in porta da solo, forse grazie alla pressione di carta. Nel frattempo è 1-0 per il Gem Calcio 8. La palla è lunga, riguarda Marangon si deve girare, ci riesce, aspetta la sovrapposizione del compagno, poi lo serve ora Mariani al sinistro, ottima la parata di Avallone che si riscatta dall'autogol. Di Scarselli. Morelli tenta il sinistro ed è un grandissimo gol del neoentrato con il numero 11 Morelli al quarto minuto del secondo tempo, 1-1. Il gol del 2-1. Vedremo come prosegue la gara. Ora ancora Zezza sul pallone verso il numero 3 che tenta addirittura il tiro, ottimo Scarselli a proseguire, ma preferisce cercare Gaetani. Morelli a lottare con Restivo. Palla ora messa in mezzo verso Parisi, per col portiere, ottimo ancora il numero 12 in maglia arancione. Lancia a cercare Parisi stoppa bene il pallone, si libera i due avversari, lo fa bene, tenta il dribbling e poi fa un grandissimo gol. Il numero 10 del Gem Calcio 8 al 15esimo minuto del secondo tempo riporta in vantaggio il Gem 2-1. Perché verso il Liberatore che però si fa superare. Il destro a giro, ottima la parata di Scarsella su numero 7 che tenta addirittura la rovesciata, azione di Remetti sulla battuta, va al centro dell'area, la palla finisce a Morelli che trova il gol del 2-2, il numero 11 della Selezione Romana al 20esimo del secondo tempo, 2-2. Cambierà il punteggio se resterà invariato. Parte Parisi. Parte Parisi dritto in porta, Avallone la fa sua e la blocca con lo Scarsella che parte a cercare Di Cola, riparte Morelli, ottima l'occasione di contropiede di Morelli, può portarla avanti, Morelli allarga sulla destra per Remetti che tenta il sinistro e su questa azione si conclude la partita sul punteggio di 2-2, due volte avanti il Gem e due volte recuperato dalla Selezione Romana, doppiamente due volte in rete proprio Morelli con il numero 11, migliore in campo, che permette alla Selezione Romana di restare prima in classifica da sola